Programmazione regionale del Veneto sui fondi europei POR-FESR per il 2018 e 2019. È stato aggiornato a metà aprile 2018 il cronoprogramma relativo ai fondi europei a valere sul programma POR-FESR della Regione Veneto. Vediamo quali saranno i prossimi bandi di agevolazioni previsti per i prossimi mesi. Nel corso del primo semestre 2018 verrà pubblicato un bando per il sostegno agli investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico e, in particolare, sarà un bando destinato alle zone montane. Nel secondo semestre 2018 avremo, come bandi per il turismo, un bando per l'attivazione di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale e poi un bando per investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico. Per il commercio avremo poi invece il bando sugli aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Questo è un bando che nella scorsa edizione ha avuto molto interesse. Nel primo semestre 2019 avremo i bandi per ricerca e sviluppo ed in particolare il bando per l'impiego di ricercatori presso le aziende, il bando per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale per le imprese, bando che ritengo sia opportuno tenere d'occhio, e un bando per l'attività collaborativa di ricerca e sviluppo destinato alle aggregazioni di imprese. Avremo poi un bando destinato alle start-up per il supporto alla nascita di nuove imprese. Ed infine un bando molto richiesto nella edizione precedente e legato alla manifattura per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Sempre nel primo semestre 2019 avremo i bandi legati all'export, in particolare il bando per i progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate ed il bando incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI. Infine verrà pubblicato sempre nel primo semestre 2019 il bando per il sostegno al riposizionamento competitivo di distretti e reti.